Raffaele Padrone, ben ritrovato. Ieri abbiamo parlato di aggregati delle forze dell'ordine sulle spiagge, ma chiaramente anche nell'entroterra. Il tema è più dibattuto che mai. Quale, insomma, la sua posizione e le ultime anche in questo senso? Ben ritrovati, grazie Conforti. Guardate, io ho avuto modo di passare qualche giorno nelle nostre spiagge. Vedo che queste persone continuano a esserci perché continua a esserci una mancanza di personale che è lì dislocato sulle nostre spiagge. Voi pensate quanto possa essere lunga una spiaggia come Caorle, Bibbione, Lignano, no? Per fare parlare delle nostre spiagge. E se vediamo due colleghi della Polizia Municipale che devono farsi il tragitto da nord a sud e da est a ovest, capiremo subito che nel frattempo i venditori ambulanti, che in questo caso stanno ormai invadendo le nostre spiagge, non possono essere chiaramente trovati pizzicati sul posto. E da lì i venditori di occhiali, da lì i cinesi che ti propongono il loro massaggio, da lì la ragazza di colore che ti fa le treccine, è un via vai. Allora, dobbiamo capire cosa vogliamo. Quando noi parliamo, o il sindaco della città parla di sicurezza sulle spiagge, mi deve dire come intende applicare questa sicurezza sulle spiagge. Abbiamo delle spiagge bellissime che ci invidiano nel resto d'Italia, abbiamo delle spiagge pulitissime che ci invidiano da tante altre parti, con tanti servizi che in altre città e soprattutto in altre, località balneari della nostra Italia non ci sono. Quindi è qui che dobbiamo salvaguardare il nostro territorio. Allora, se il sindaco vuole tenere la spiaggia sicura, va bene, deve anche garantire personale, che sia aggregato, che non sia aggregato. Più che il sindaco, penso anche a l'azienda, Roma, no? Anche a Roma, penso per esempio io parlo del comune di San Michele, che in questo caso gestisce la spiaggia di Bibbione, e il personale di Bibbione lo deve far arrivare lui come uomo politico, che poi si rivolga alla regione, che si rivolga al ministero, che si rivolga al dipartimento, dove vuole. Però se due vigili, ripeto, vanno da destra a sinistra, sono irrisori e facciamo ridere, perché vengono anche derisi. Questo il grave è che poi il collega viene deriso, e invece non è così, perché il collega è lì, sotto il sole, che cammina da destra a sinistra e da sinistra a destra. Poi c'è anche tutto il tema della sicurezza fuori dalla spiaggia. Fuori dalla spiaggia abbiamo visto cosa sta succedendo. Anche lì, a Bibbione, io ho visto dei colleghi dell'Arma dei Carabinieri aggregati, ma di un'attività ormai non esistente, l'Isola Felice, perché io quando sento parlare di Isola Felice parlo e mi viene da sorridere, perché tutto quello che sta capitando a Napoli, a Roma, a Torino, fatalità, in Friuli Venezia Giulia sta capitando, e nel Veneto mi pare anche, no? Perché ormai parliamo di Bibbione, parliamo di Friuli Venezia Giulia o Veneto come a piacere di chiunque. Però voglio dire, c'è qualcosa che non è successo in Friuli o in Veneto? Omicidio mi pare di sì, furti l'avete detto voi 3 minuti fa, truffe mi pare che ne abbiamo parlato e ne parliamo ogni giorno, truffe online mi pare che ne stiamo parlando. Quindi cos'è che manca? Mancano solamente gli uomini in tutto il territorio nazionale. Siamo sotto di oltre 30.000 unità in tutto il territorio, però se ne parla, ripeto, come dico sempre, se ne parla così a livello regionale, quando qualcuno intende intervenire con qualche interpellanza scritta, ma a livello nazionale nessuno prende e va a rompere le scatole, e se va e rompe le scatole poco, il risultato sarà poco. Quindi questo è l'appello. Quello che è successo a Bibbione, anzitutto secondo me tutte quelle faccettature sul lavoro per me sono estranee, perché sono 3 persone che fanno 3 lavori diversi. Questa è ovviamente un'interpretazione è la mia interpretazione, ma voglio dire che vedete che ci sono persone
pazze in tutta Italia? Non è che a Bibione è un'isola felice, a Pordenone è un'isola felice, allora non serve la sicurezza. No, chiaro, Questo chiaro. è quello che voglio dire. Ormai abbiamo tutto anche nella nostra regione, purtroppo il tutto sbagliato. Ecco, poi parlando di sicurezza, chiaramente nell'avvicinarsi del 2023 sicuramente il tema tornerà in auge. Grazie Raffaele Padrone Grazie per essere a voi, stato grazie. con noi. Incidente nel pomeriggio lungo la Treviso Mare, siamo in località di Roncade, un grave incidente stradale, un furgone Renault Master in direzione Treviso condotto da uno sloveno classe 1954 impattato frontalmente per cause in corso di accertamento con un Audi A3 condotta da un italiano classe 96 che è residente nel Padovano proveniente dal senso opposto di marcia.